Buongiorno, si parla di cinema ambiente questa mattina e trovo che sia un tema tanto attualissimo con i cambiamenti climatici, le responsabilità che abbiamo tutti perché l'inquinamento diminuisca e soprattutto ci siano meno emissioni di CO2. Tra l'altro siamo a Venezia, dico qui se non sistemano definitivamente il Mose che per ora funziona, ma si spera che continui a funzionare. Tanti progetti, no? Cose faraoniche, dopodiché fra 10 anni andiamo tutti in ammollo, almeno questo è il timore di tanti climatologi, quindi è un tema importante. Ne parliamo con Luca Ferrario, che è direttore della Trentino Film Commission, e con Riccardo Guolo, direttore dell'area innovazione e sviluppo dell'ARPA del Veneto, e ovviamente con il direttore della Veneto Film Commission, Jacopo Chessa. Allora, intanto è un protocollo, parliamo di un protocollo che si chiama Green Film, che mi sembra, green in questo caso è più appropriato che per quanto riguarda le vaccinazioni, no? Cioè green riguarda proprio l'ambiente, il Green Pass, insomma, vabbè, ma è il Green Pass dei film, esatto, esattamente, e ha più senso, diciamo, come definizione. Ma in ogni caso, in base a questo protocollo, la Veneto Film Commission aderisce a questo protocollo Green Film, tutti coloro che vengono in Veneto per girare dei film si impegnano a rispettare certe norme, si impegnano ad essere anche in qualche modo controllati, attraverso un meccanismo che io ho letto è abbastanza complesso, no? Quindi chiedo intanto a Jacopo Chessa di dirci quali sono proprio i punti centrali, quali sono gli obiettivi, quali sono anche le difficoltà legate ad un protocollo molto così articolato. Grazie Luigi, grazie. Allora, ma in realtà la parte più tecnica la lascerò a Luca. Io volevo dire, intanto, che come Veneto Film Commission era già da un po' che pensavamo di entrare nel mondo green. Ormai da qualche anno, non so datarlo, ma sarà ormai 5, 6, forse di più, 10 anni che bolle, 6 anni. Si parla di green soprattutto a livello regionale, anche il Ministero è sensibile al tema, però per mia esperienza sono più le Film Commission che sul fronte abbattimento delle emissioni, contenimento dei rifiuti, insomma sul fronte impatto dell'industria audiovisiva hanno lavorato sul territorio. Del resto le Film Commission fanno un lavoro sia di coordinamento, di accoglienza e ci sta che facciano anche un lavoro di in qualche modo strategico proprio sul green, sulla promozione della cultura green e l'applicazione di disciplinari e protocolli. Quindi se ne parla molto, il Trentino è una regione in prima linea sul fronte green, per cui come Veneto e anche come vicini di casa, visto che poi gli scambi sono molti nell'ambito del Triveneto con Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, in particolare sul mondo, sui programmi di formazione, però gli scambi sono frequenti. Abbiamo pensato che sarebbe stato importante aderire a questo disciplinare, che poi vedremo in dettaglio, e soprattutto a far sì che questo disciplinare fosse legato al fondo di produzione di cui la Regione Veneto dispone, perché è pur vero che le produzioni possono scegliere liberamente di non impattare sul territorio, ma se non c'è una spinta, una motivazione e anche da un punto di vista un sostegno economico in qualche modo diventa più difficile anche per la produzione. Tutto ciò, domani annunceremo il prossimo fondo di produzione, la prossima call per il fondo di produzione. Tutto ciò è stato inserito nel bando. Abbiamo, come dire, fatto nostra un'esperienza che era già datava già di qualche anno, che era già stata approfondita e sviluppata da un'altra regione, e abbiamo ritenuto che fosse importante aderire a un disciplinare, a delle regole che stanno diventando quelle
passatemi il termine, standard in Italia e anche in altre regioni d'Europa. Perché questo? Perché è un modo di risolvere i problemi delle produzioni, avere un unico protocollo green, perché prevede un unico modo di affrontare tutto ciò che è l'impatto ambientale per la produzione. Immaginate se, dovendo cambiare 2 o 3 regioni nel corso delle riprese, ogni volta uno dovesse rifare le pratiche diverse le une dalle altre. Diventa ovviamente difficile, laddove invece una certificazione fatta nello stesso modo per tutte le regioni rende le cose più facili alla produzione. Allora, questo è stato il ragionamento. Abbiamo fatto inserire come si dice, il disciplinare green come uno degli elementi in grado di dare punteggio a chi fa domanda al fondo. Pertanto siamo veramente agli inizi, non abbiamo ancora fatto, questo specifico, non abbiamo ancora fatto nessun controllo, accolto nessuna produzione che utilizzasse il protocollo green, quindi è proprio siamo all'anno 0 dell'utilizzo del green, quindi tutto ciò che è esperienza delle altre regioni per noi è preziosissimo, lo sa bene Luca che ho chiamato spesso prima di adottare questo protocollo. Devo dire che la bellezza di questo protocollo, questo disciplinare, continuo a chiamarlo protocollo, però l'espressione corretta è disciplinare, e che è molto semplice, veramente Green Film ha un sito dal quale è facilmente scaricabile il testo, noi l'abbiamo votato in consiglio di amministrazione, quindi la Film Commission, se uno viene in Veneto sa che il punto di riferimento è Green Film, e anche il sistema di punteggi è molto, molto semplice anche per chi fa domanda di un contributo o in generale a chi vuole aderire al protocollo, al disciplinare. Quindi questo, come dire, rende tutto anche più semplice sotto molti punti di vista. Allora, io non ho molto altro da aggiungere se non che appunto sicuramente, siccome è un tema che ci interessa molto, che interessa molto la Regione, abbiamo trovato una sponda molto importante nell'ARPA Veneto e ringrazio Riccardo Guolo di essere qui. Quello che posso dire è che con la nostra esperienza, con le tante produzioni che stanno per arrivare, con i controlli e i controlli che andremo a fare, i feedback che andremo ad avere, contribuiremo anche noi a questa, diciamo così, galassia green che si sta fortunatamente sempre più ampliando, perché una delle cose, poi Luca, che ne sa molto più di me, ve lo dirà, una delle cose importanti di cui tenere conto è che questi protocolli, questi testi e regolamenti valgono, come dire, hanno una scadenza, perché cambiano le tecnologie, cambia l'impatto ambientale, cioè ovviamente nel momento in cui uno sviluppa un disciplinare, l'anno dopo è già in qualche modo vecchio, tra 10 anni sarà davvero vecchio, magari tra 5, per cui porteremo anche, insomma, saremo sul pezzo nel contribuire a renderlo sempre attuale. Passerei la parola a Luca, che dici? Grazie, sì, sicuramente lo terremo sempre aggiornato in maniera fluida ed efficace. Grazie dell'invito, intanto, sicuramente. Grazie soprattutto della collaborazione su questo fronte, perché è un tassello che fa parte di una più grande attività di armonizzazione fra le attività delle Film Commission, che sta diventando un po' un punto di riferimento dell'attività che facciamo anche come associazione, quello di renderci più simili nella modalità e nell'interazione con i produttori, in modo da facilitare loro la vita. Io ho una presentazione che ho portato, ma siccome non voglio annoiarvi, vi faccio vedere solo le cose che ritengo più centrate per questa giornata. Vi dico solo al volo che è una cosa che è un'iniziativa che abbiamo sviluppato con la nostra APPA, che da noi non è ARPA ma è APPA, che è stata un partner fondamentale, perché c'è un gran anche parlare di sostenibilità in Europa, nel mondo del cinema, però non dimentichiamoci che noi facciamo un altro mestiere, quindi qualunque siano le iniziative devono sempre avere la componente tecnica e preparata sul fronte sostenibilità, perché questo disciplinare è frutto della fusione di 2 fronti di competenze, quella della produzione audiovisiva e quella della sostenibilità. Quindi abbiamo trovato questa bella collaborazione con APPA, lanciato questa iniziativa che da subito ha dato risultati, direi, decisamente migliori di quelli che aspettavamo, perché già dall'inizio un 50% delle domande di contributo che arrivavano richiedevano di provare
questa certificazione. Il 50% che non ci sognavamo minimamente. A distanza di 6 anni, le ultime 2 call che abbiamo avuto, 100% dei progetti richiedono la certificazione green, e questo è, come dire, fa ben sperare un po' sull'evoluzione. C'è da dire che abbiamo fatto anzi vi faccio una nota, abbiamo già fatto delle revisioni di questo disciplinare, non è quello del 17, è già cambiato. Un cambiamento importante è stato proprio questo: a un certo punto abbiamo tolto i riferimenti al Trentino perché lo rendevano molto adatto al nostro territorio, cioè toccando alcune particolarità del territorio, ma di fatto diventava inutilizzabile da qualunque altro posto, e invece l'idea era proprio condividere, dare questo strumento comune ai produttori, e quindi, come dire, paradossalmente quasi abbiamo tolto i riferimenti locali, e invece quella è stata la modalità per cui è un po' decollato. Di fatto che cos'è? È sia uno strumento che il produttore prende, studia e mette in pratica per realizzare un film più sostenibile, quindi in primo luogo è sicuramente uno strumento. È anche un marchio, e questo è un aspetto importante, perché il produttore viene certificato, viene verificato e viene certificato, quindi può anche vantare, diciamo, un comportamento più sostenibile. E poi sempre di più è un network, perché stiamo aumentando, questo ingresso vostro è importantissimo, perché l'Italia paradossalmente siamo aumentati prima nel resto d'Europa e poi in Italia, quindi io sono molto felice che una regione come il Veneto sia in collaborazione, proprio perché è il network che deve lavorarci insieme, è il network che deve tenerlo aggiornato, che deve tenerlo come dire, al centro dell'attenzione dell'attività di chi lavora in questo ambito. Chiaramente sono coinvolti diversi ruoli. Uno è il partner di Green Film, che di fatto sono spesso film commission o fondi, ma può essere anche un broadcaster, per esempio. Il produttore che realizza il suo film in maniera certificata, e l'organismo di verifica, che è l'altro tassello fondamentale che fa sì che tutta questa attività, tutta questa operazione abbia una credibilità. I criteri sono banali, cioè i criteri della sostenibilità sono molto simili in tanti ambiti, non abbiamo inventato niente di nuovo, abbiamo solo, come dire, li abbiamo incrociati col lavoro che c'è da fare sui set, e abbiamo evidenziato le azioni che possono essere portate a termine per migliorare la sostenibilità, quindi banalmente risparmio energetico, i trasporti, la ristorazione, la scelta dei materiali, la gestione dei rifiuti. Abbiamo aggiunto la comunicazione, che è in realtà l'unico aspetto un po' diverso. Questo perché il comunicare la modalità sostenibile con cui il film è stato prodotto permette di sfruttare la potenza mediatica, comunicativa del cinema, che è ovviamente nettamente più forte di altri settori, quindi serve a veicolare un messaggio di transizione, di trasformazione, e quindi abbiamo aggiunto anche dei punti per la comunicazione del film sostenibile. Vi risparmio i tecnicismi, comunque come diceva Jacopo, c'è un sito che è green.film in cui è spiegato meglio di come faccio io l'attività. Una nota sugli organismi di verifica. Come dicevo, è nato in collaborazione con la nostra Agenzia Provinciale per l'Ambiente, però l'interesse di altre regioni italiane, di altre regioni europee, hanno reso necessario trovare una modalità per permettere la verifica dappertutto, e quindi abbiamo coinvolto gli organismi di verifica, queste società di auditing, che hanno sedi un po' in tutta Europa, e le abbiamo coinvolte e sono adesso abilitate alla verifica sul disciplinare Green Film. Questo è il piano B. Il piano A per noi, fin dall'inizio con APPA, è avere un partner pubblico che ci aiuta in questa verifica. Un po' perché di solito, come dire, è più mi viene a dire più trasparente, anche più economico di solito del privato, ma anche perché è nata in maniera pubblica dall'ente pubblico, ha una sua come dire, vocazione alla condivisione, al non comportare eccessivi costi per il produttore, quindi la partnership di verifica dell'ente pubblico è fondamentale. Quindi altre regioni, altre film commission stanno valutando di utilizzare Green Film, non tutte riescono a trovare la collaborazione delle ARPA, quindi in questo caso è una doppia collaborazione che, come dire, chiude il cerchio in maniera perfetta. Anche se su questo stiamo facendo un bel lavoro con l'SNPA e ISPRA per arrivare a una collaborazione nazionale.
Comunque, dove il pubblico non c'è o dove non c'è il sistema delle ARPA, come ovviamente in altri stati, c'è sempre l'opzione della verifica dell'ente privato che permette al meccanismo di stare in piedi, soprattutto sulle coproduzioni. Perché se il film è girato per metà in Veneto, per metà in, non lo so, Polonia, allora l'ARPA Veneto non potrà farsi carico delle verifiche di 6 settimane di riprese in Polonia. Ci dovrà essere un meccanismo per cui sta in piedi la certificazione comunque dell'intero film o serie TV che sia. Aspetto importante, l'associazione Italian Film Commission ha fatto quest'anno di recente questo passaggio per cui ha riconosciuto Green Film come lo strumento di riferimento dell'associazione per la gestione della sostenibilità, e questo, come dire, è un bel riconoscimento, un bel tassello della crescita di questa iniziativa, e fa sì che prenda anche forza il fatto che venga dal mondo delle Film Commission una soluzione, chiamiamola, al problema, e non magari appunto da privati o da altre associazioni. Cineregio, che per chi non lo conosce è l'associazione europea dei fondi per l'audiovisivo regionali, ha fatto lo stesso passaggio, quindi lo ha scelto come strumento di riferimento tra i propri soci, e questo fa sì che ci siano varie regioni in Europa che utilizzano Green Film in modi diversi. C'è chi lo usa come dire, lo propone come linee guida senza per ora parlare di certificazione, c'è chi fa come noi adesso e quindi premia chi sceglie di avere la certificazione, e c'è chi addirittura ci ha un po' superato quasi e lo richiede come obbligatorio per i propri beneficiari. Quindi c'è un fondo in Belgio che solo dà contributi al film solo se è certificato Green Film. Prima o poi magari ci arriveremo, ragioneremo con questo network su come far evolvere questa cosa. Vabbè, questo c'è un'attività di ricerca che oggi vi risparmio. E questo in sintesi, ecco, il lavoro. Sono già tante le esperienze che hanno avuto luogo in Italia di certificazione, quindi sta funzionando, i produttori rispondono molto meglio di quello che pensavamo, perché hanno piena consapevolezza dei margini di miglioramento che ci sono in quest'ambito, quindi una quota molto alta di loro non la vive per niente come un problema o un extra carico di lavoro, anzi come un aiuto nel risolvere un problema che era ai loro occhi evidentissimo. Quindi, e che porterà, e questo è un altro aspetto importante, porterà a capire che produrre in maniera sostenibile in realtà vuol dire anche produrre in maniera più economica, quindi sostenibile anche da un altro punto di vista, e questo accelererà sempre di più le cose. Quindi mi fermo qua come panoramica, spero di non essere stato troppo lungo. Grazie. No, posso chiederti come vengono premiate le produzioni che rispettano il protocollo, che dimostrano, nel senso che sono incentivi, agevolazioni, cosa? Noi abbiamo inserito fin dal 2017 un punteggio extra nella valutazione dei progetti, quindi quando nella domanda di contributo, oltre ai canonici criteri di valutazione sul chi è il regista, la valenza promozionale del film, la spesa sul territorio, abbiamo anche aggiunto è un film che si impegna a ottenere la certificazione Green Film, in quel caso avrà un punteggio extra, che chiaramente lo avvantaggia poi nella valutazione. Ecco, poi come si vedeva dalle tue slide, c'è tutta la parte che uno deve anche dettagliare, no? Per esempio leggevo per i trasporti bisogna specificare quanti mezzi saranno utilizzati, quante persone arriveranno, se ci sarà la raccolta differenziata, insomma davvero un programma molto impegnativo, ma secondo me molto apprezzabile anche per dimostrare. A volte nei comuni si sparge la voce, arriva la troupe, devastano il territorio, non sempre è così, insomma, no, per forza, insomma. No, quindi, e c'è un ente certificatore, no, che da voi è l'ARPA, e qui sarà, spero, mi pare di capire, l'ARPA, che in Veneto ovviamente non so chi altro possa così fare un controllo così specifico e così importante. Direttore, allora, quale sarebbe il vostro ruolo poi in pratica? ARPAV si occupa di diverse cose, derivano quasi tutte dalla normativa,
dalla normativa ambientale, che molto spesso è anche ricca e confusa, dalle nostre leggi istitutive, dalle leggi istitutive del sistema nazionale, che dal 2016 sostanzialmente unisce tutte le agenzie italiane, regionali e provinciali, le 2 provinciali. Siamo impegnati in tantissime cose, dal monitoraggio dello stato dell'ambiente, la qualità dell'aria, tutti i bollettini PM10, la qualità delle acque, la qualità del suolo, la maldenazione, misure sulle radiazioni, sul rumore, e siamo impegnati anche in tutti i controlli preventivi su quelle che sono le attività umane, tipicamente le industrie, ma non solo. Diamo un supporto tecnico-scientifico ai comuni, alle ULS, alle province, alla regione. Siamo circa 850 professionisti adesso, donne e uomini esperti di ambiente, e alcuni con dei curriculum che gli rendono anche attori su alcuni progetti europei di innovazione. Siamo anche quelli delle previsioni meteorologiche, perché tanti ci conoscono per quelle, fatte con strumentazione tecnologica di primo ordine, con criteri scientifici, che sono sempre previsioni, ma insomma cerchiamo di renderle meno sbagliate possibili. E raccogliamo da anni i dati sui cambiamenti climatici in modo di poter anche avere delle serie ordinate, degli andamenti che ci possano più o meno far capire cosa possiamo aspettarci, anche se l'accelerazione degli ultimi anni è estrema. Siamo operativi sulle emergenze, siamo sugli incendi, su tutta una serie di cose, supportiamo anche le regioni su tutte le attività legate all'Agenda 2030, quindi alla strategia regionale di sviluppo sostenibile, facendo diversi programmi con scolari, con ragazzi, tutte le età e anche con adulti e formatori. Detto questa piccola premessa, essendo ARPA un'agenzia tecnico-scientifica, deve sempre guardare avanti, perché nel settore tecnico-scientifico sostanzialmente se stai fermo sei già indietro. E quindi dobbiamo adeguare le nostre competenze alle evoluzioni della conoscenza, e per poter crescere bisogna sviluppare. Noi abbiamo tracciato un percorso di sviluppo, abbiamo anche un documento che si chiama ARPA 2024, questo ha rivisto anche la nostra missione e la nostra visione. Lo cito perché nella nostra visione fino al 2024 l'agenzia opera per diventare il motore dello sviluppo sostenibile del Veneto, creando e promuovendo reti di collaborazione con tutti i soggetti interessati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ecco perché siamo qui, quindi direi che è conseguenziale. Ecco perché quando ci sono stati i primi contatti con Veneto Film Commission sul disciplinare Green Film abbiamo aderito con entusiasmo e consapevoli dell'importanza del percorso che anche in Veneto si sta intraprendendo. Ecco perché siamo pronti a essere partner di Veneto Film Commission come ente certificatori che verificherà periodicamente l'applicazione dei criteri del disciplinare per le produzioni cinematografiche che vorranno e che penso saranno anche orgogliose di poter evidenziare il fatto di essere una produzione green film. Siamo convinti che in questo modo si supporta lo sviluppo sostenibile del Veneto e non solo del Veneto, ovviamente, essendo dettato da più regioni. E quindi siamo qui estremamente. Vorrei darvi un inciso. Ieri sera guardavo uno sceneggiato. In realtà era una produzione a puntate americana. Una ragazza usciva da un locale, ha avuto dei problemi all'uscita, un altro ragazzo gli ha proposto di accompagnarla a casa e io ho detto, ma mi accompagni, guarda, abito qui a 10 isolati, no, ho la macchina qui. E lei ha detto, come? La macchina in centro a New York? E l'ambiente e il clima? Cioè, operiamo sulle produzioni, prima o poi dovremo operare anche sui contenuti. Che ore sono? Beh, abbiamo ancora. Io volevo fare una domanda a Luca, abbiamo anche la presidente dell'Italian Film Commissions, che è l'associazione delle film commission italiane, Cristina Piarone, ma la mia domanda è quali sono le film commission italiane che hanno formalmente adottato il disciplinare? Perché vedo il logo dell'Emilia, noi, però mi sembrava fossero, ce ne sono un po' che stanno per farlo, com'è la situazione? Ecco, al momento oltre a noi c'è l'Emilia Romagna e adesso il Veneto.
che hanno ufficialmente indicato green film, anche perché questa decisione dell'associazione è molto recente. Ci sono altre regioni che sono attive e che premiano una certificazione di sostenibilità. Da un paio d'anni, no, forse anche di più, per esempio sia la Puglia che il Piemonte hanno inserito un punteggio extra per l'opera certificata, senza specificare. Non vorrei parlare per loro, insomma, mi dicono vorranno aggiornare questa cosa specificando qual è la certificazione, quindi indicando una strada precisa che è questa. Ci sono diverse iniziative, perché poi ogni regione si è mossa un po' negli anni scorsi per conto proprio, quindi al momento la situazione più o meno è questa. La Sardegna ha delle attività che però propone una sorta di disciplinare, ma si fa carico delle verifiche, quindi non rilascia una vera certificazione, ma si verifica in casa, ecco, alcune attività che i produttori fanno. Questo perché credo non siano riusciti in quel caso ad attivare questa collaborazione con l'ARPA, però probabilmente ci proveranno ancora. E poi ci sono appunto alcune regioni estere, però diciamo il quadro in divenire, so che la Toscana lo sta inserendo, sta scrivendo i nuovi bandi, ce ne sono anche altre, però insomma ognuna parlerà per sé quando sarà il momento. Perché trovo molto importante che l'associazione delle Film Commission italiane abbia fatto proprio questo protocollo, cioè dica questo è lo standard di riferimento anche nei confronti del Ministero, perché il Ministero ha ancora una politica un po' nebulosa, vogliamo dire, sulla cosa. Non è, se uno deve chiedere un contributo al Ministero per il punteggio green, cosa deve presentare? Anche in quel caso sono anni che dialoghiamo col Ministero, perché inizialmente avevamo inserito una dicitura che era veramente poco chiara, parlava di un punteggio legato adesso non ricordo com'era, all'uso di tecnologie ambientali, una dicitura che non era per nulla chiara. Poi l'anno scorso invece abbiamo interagito parecchio, alla fine hanno inserito una dicitura che appunto parla di certificazione di sostenibilità per l'opera cinematografica, che già chiarisce meglio il concetto. Adesso stiamo procedendo con un processo appunto di riconoscimento nazionale che potrà permettere anche al Ministero di indicare una via precisa, quindi è un lavoro lungo, complicato, che è in corso, però insomma sta procedendo bene. Pensavo alle previsioni, no? Volevo sapere noi viviamo, grazie all'ARPA, parlo dell'informazione locale, no? Sappiamo molto bene, in base alle vostre agli allarmi che vengono lanciati giustamente, quale sarà la situazione idrogeologica da un momento all'altro, e questo credo che sia una garanzia di sicurezza per chi viene sul territorio dove c'è stata la tempesta Vaia, insomma, Refrontolo, insomma, è una zona dove se io fossi un produttore mi avvantaggerei del contributo dell'ARPA per sapere con molta precisione. Questo può essere un apporto vostro per quanto riguarda questa attività? Extradisciplinare potremmo garantire delle previsioni personalizzate, sì, alle produzioni. Facevamo anche per l'Arena di Verona anni fa, perché abbiamo anche delle previsioni, diciamo, immediate, che se uno è pronto a ricevere anche mezz'ora prima, un'ora prima, avendo il radar, riusciamo a capire l'andamento delle perturbazioni nel momento in cui ci sono, non solo come tutti le classiche carte che fanno le previsioni di spostamenti delle pressioni, insomma. I radar danno un valore in più appunto sulla previsione immediata, insomma. Per un set in corso avere questo tipo di servizio sarebbe preziosissimo. Luca Ferrario, ecco, dal punto di vista pratico, cioè per chi deve appunto essere molto specifico, essere molto attento, è un lavoro, è una complicazione in più, cioè il fatto di dover adattarsi a questo schema e precisare se si va a mangiare come si suggerisce, non nei boschi, ma con magari il self-service, un catering vicino, non con i cestini, ma insomma con...
Allora, il disciplinare prevede la presenza di un green manager, quindi di un consulente della sostenibilità che sgrava un po' il produttore da questa cosa, perché il produttore poi non ha quelle competenze, che sono più complesse di quelle che si pensano, perché ci sono tantissimi aspetti da conoscere. Quindi il produttore si dovrebbe avvalere di questa consulenza che riguarda qualche giorno di lavoro, quindi una persona che non sta sui set, cioè il film dura 8 settimane, questa persona comunque lavora quei 3-4 giorni in partenza e fa la cosa centrale di tutto, che è il piano della sostenibilità, che vuol dire io che ho competenze di sostenibilità prendo il progetto, capisco qual è il piano di lavorazione di questo progetto, quindi che location, quante persone, e sulla base del disciplinare Green Film disegna un piano di sostenibilità. Fatto per tempo, se fatto per tempo, in realtà poi le cose scorrono estremamente fluide e lisce. Il problema è quando si arriva troppo a ridosso e quindi se si vuole rendere il film sostenibile e mancano una settimana alle riprese, è tardi. No? I fornitori sono scelti, il catering è scelto, l'hotel dove si dorme è già scelto, tanti viaggi sono già stati fatti, è troppo tardi. L'importante è farlo per tempo, quindi per tempo io direi non è un grosso lavoro. Può essere nella misura in cui uno non l'ha mai fatto e ci mette il naso per la prima volta e quindi ha quell'extra sforzo di capire un po' e settarsi, dopodiché io penso e mi auguro che diventi una prassi che diventa quindi via via sempre più facile. Jacopo, in base alla tua lunga esperienza, sul set quali sono i problemi poi pratici che possono causare disagi, insomma in qualche modo anche impattare, dici, sull'ambiente? Ma allora, qua abbiamo dei set un po' particolari, peraltro. Gran parte dei set sono su Venezia da noi, per cui infatti mi stavo interrogando, riguardavo il disciplinare. Vabbè, le comunicazioni sono acque, però ovviamente con dei barconi inquinanti. Insomma, bisognerà pensare un po' anche perché, sì, per dire, sono categorie diverse da quelle del classico trasporto su strada, quindi dovremmo cercare di interpretare anche delle cose non scontate. Sì, anche se comunque i motori immagino sia sempre Euro 5, Euro 6 o quant'altro, la distinzione è quella. L'importante è la pianificazione anche della mobilità, per non sprecare, diciamo, trasporti, quindi quello vale anche sull'acqua. Ecco. Sull'energia elettrica che tipo di attenzione si può prestare per evitare sprechi, evidentemente, anche con i LED? Cioè sì, esatto, la scelta fra luci, con le luci a LED, che mentre una volta c'era un po' di scetticismo, anche lì la tecnologia migliora e sta diventando un'opzione seria. E poi c'è sempre anche ovviamente il concetto del generatore, gruppo elettrogeno o l'allaccio di corrente. Dopodiché è ovvio che se io sto girando sull'isola deserta a 3000 metri di quota o in posti così, dovrò avere un generatore, è impossibile che io possa allacciarmi alla corrente, quindi non tutto è obbligatorio, perché ogni film, cioè nessun film può fare tutto, però ogni film può cercare di fare tutte le azioni possibili rispetto al proprio progetto. Quindi quella è il massimo punteggio possibile, insomma, è una tendenza alla sostenibilità. Esatto. La sostenibilità perfetta non esiste. Esatto. Però si può fare il meglio possibile per quello specifico progetto, questa è un po' la logica, non sarà mai a emissioni zero, quando parlano di emissioni zero, no, si tratta di ridurre al massimo, perché comunque è una produzione, è un'attività produttiva. Ecco, se abbiamo 2 minuti ancora, se c'è qualche domanda, qualcuno vuole saperne di più? Se vuole altre slide, ne ho. Se no c'è il prosecco che ci attende. Direi prosecco, mi sembra una cosa sostenibile. In bicchieri rigorosamente di vetro. Va bene, grazie a tutti, grazie. Grazie a voi.